Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 16 agosto, San Rocco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alcune persone portarono dei bambini a Gesù perché imponesse loro le mani e pregasse per loro. I discepoli però li rimproverarono, come se non fosse il momento giusto, come se quei piccoli dessero fastidio. Ma Gesù li ferma subito. Lasciate che i bambini vengano a me. E aggiunge una frase bellissima. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. In queste poche parole c'è un mondo. Gesù ci sta dicendo che per entrare nel regno, per vivere da figli di Dio, dobbiamo assomigliare ai bambini. Non significa tornare indietro con l'età o essere infantili, ma ritrovare quello sguardo semplice, quel cuore fiducioso, capace di meraviglia, che spesso da adulti perdiamo. I bambini si fidano, non portano maschere, non complicano. Amano con tutto il cuore e sanno gioire delle cose più semplici, e questo davanti a Dio vale più di 1000 ragionamenti. Forse oggi ci serve proprio questo, un ritorno alla semplicità. In un mondo che ci spinge ad essere sempre più efficienti, a tenere tutto sotto controllo, Gesù ci invita a fidarci, ci invita a lasciarci amare, e ci ricorda che non dobbiamo mai impedire ai piccoli e a tutti quelli che sono fragili, semplici, dimenticati, di avvicinarsi a Lui. Allora oggi possiamo fare qualche cosa di concreto. Vivere con un cuore più leggero, smettere di giudicare troppo in fretta, accogliere chi ci sta accanto con un po' più di dolcezza, e se abbiamo bambini vicino a noi, imparare da loro, guardarli negli occhi mentre ci parlano, accompagnarli nella fede senza forzarli, semplicemente con l'esempio e la gioia di sapere che Gesù li ama. E se possiamo, portiamo anche noi il nostro cuore da Gesù, così com'è, senza finzioni, perché Lui non ci chiede di essere perfetti, ma veri e fiduciosi, come i bambini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, e a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao! E abbi cura di te. Pepi, coraggio, vieni qua. Eccolo. Bravo, bravo, bravo. Bene, eh?
Oggi si festeggia San Rocco. Auguri a tutti coloro che portano questo nome, l'eremita errante, il protettore degli appestati. Se avessimo avuto l'avventura di nascere tra il 1300 e il 1600, forse saremmo riusciti a conoscere meglio la storia di San Rocco, cui calzerebbe bene la definizione di pellegrino, rispetto al quale le già scarse fonti risultano ancora più oscure a causa della preponderante componente leggendaria attorno a questo santo. Nonostante l'incertezza relativa alle sue origini, l'unico dato certo è che ebbe i natali a Montpellier. Egli fu e continua ad essere anche ai nostri giorni uno dei santi più venerati dell'Occidente. Basti pensare che solo in Italia gli sono state dedicate 3.000 chiese e cappelle, mentre una sessantina tra comuni e frazioni portano il suo nome. Una devozione popolare che si spiega per il fatto che San Rocco è il protettore contro il terribile flagello della peste, che a partire dal 1348, anno della famosa peste nera, ha devastato a ondate ricorrenti l'intera Europa, giungendo a ridurre fino a 1/3 le popolazioni europee. Si racconta che San Rocco, nato a Montpellier, dicevamo, in Francia, dopo lunghe preghiere dei genitori che non potevano avere figli, rimasto orfano in giovane età, ha donato tutti i suoi beni ai poveri e si è recato in pellegrinaggio a Roma. Durante il cammino, il santo pellegrino avrebbe sostato ad Acqua Pendente, dove si è preso cura dei malati colpiti da una ondata di epidemia di peste. San Rocco, nella veste di buon samaritano, di fronte alla desolazione prodotta dal terribile morbo, operò le prime guarigioni miracolose. Il santo pellegrino fu così prodigo di opere di carità da proporsi come il pellegrino dell'amore. E continuando il suo viaggio in quella che oggi chiameremmo l'Italia centrale, oltre a prodigarsi nella cura degli appestati, con il suo esempio promosse straordinarie e continue conversioni. Proseguì il pellegrinaggio fermandosi poi a Cesena e giungendo fino a Roma. Nella città eterna sanò anche un cardinale che poi lo presentò al Papa. Dopo 3 anni riprese la strada del ritorno a Montpellier, passando dalla città di Rimini e da quella di Novara e Piacenza. Alcune delle scarne notizie biografiche giunte fino a noi riferiscono che San Rocco sarebbe stato arrestato come sospetta spia e che concluse i suoi giorni in prigione. Altre tradizioni, altri racconti invece sostengono che, giunto a Piacenza, si è ammalato anch'egli di peste e, non volendo essere di peso, uscì dalla città e si ritirò in una capanna nei boschi del Piacentino, dove, secondo la leggenda, un cane, portandogli ogni giorno un pane rubato al suo padrone, consentiva a San Rocco di mantenersi in vita. Per questo San Rocco è sempre stato raffigurato con un cane che gli porge da mangiare e nelle vesti di pellegrino con il mantello a mezza gamba, detto anche San Rocchino, mentre mostra una piaga purulenta nella gamba sinistra tumefatta dalla peste bubbonica, nonché con il bastone con appesa la zucca per l'acqua, un abbigliamento molto simile a quello dei pellegrini. San Rocco lasciò quel luogo solitario il giorno in cui il padrone dell'animale, il patrizio Gottardo Pallastrelli, lo prese in casa sua, diventandone fedele discepolo. Quando San Rocco fu totalmente guarito,
lasciò Piacenza per far ritorno a Montpellier, ma presso il Lago Maggiore, non essendo stato riconosciuto come San Rocco, venne scambiato per una spia e gettato in prigione, dove vi rimase solo e dimenticato fino alla morte, che lo colse dopo 5 anni di reclusione totale. Solo quando cominciarono i miracoli sulla sua tomba si scoprì che San Rocco era il nipote del governatore del luogo. Abbiamo anche un'altra versione che afferma che Rocco sarebbe tornato a morire a Montpellier, sua città natale. Il santo pellegrino ebbe un culto straordinario. La sua popolarità fu accresciuta quando, nel XV secolo, giunsero a Venezia le sue reliquie e i veneziani diffusero il suo culto lungo le vie commerciali e per onorarlo costruirono un palazzo, la scuola di San Rocco, dove aveva sede la confraternita che divenne il centro artistico molto attivo e una chiesa della quale sono rimasti solo il presbiterio e alcuni splendidi dipinti di grandi artisti come quello del Tintoretto. Ancora oggi, nei luoghi del confine tra Francia e Spagna, si usa attaccare alle porte delle proprie abitazioni le lettere VSR, ossia Viva San Rocco. Questo è il senso di queste iniziali, quasi per voler scongiurare il malanno della peste. San Rocco è invocato contro la peste, l'epidemia di colera e i dolori alle gambe e alle ginocchia. E allora noi, nella festa di San Rocco, usiamo le sue parole per rivolgere a Dio la nostra preghiera. O glorioso San Rocco, insieme con gli innumerevoli tuoi devoti, noi ci prostriamo davanti alla tua immagine per presentarti le nostre più fervidi preghiere. Ottienici che, come il segno della croce, rimase perennemente impresso sul tuo petto, quale simbolo della tua fedeltà agli insegnamenti della fede cattolica, così noi, rigenerati con il santo battesimo nel segno di quella stessa croce, conserviamo sempre nell'anima nostra l'inestimabile dono della grazia redentrice e dell'inabitazione in noi della Santissima Trinità. Tu che nella tua morte dei tuoi genitori scorgesti la vanità di tutto, insegnaci a vedere nelle sventure che ci colpiscono i disegni della divina provvidenza per il bene dell'anima nostra. O glorioso nostro patrono, tu che distribuisti tutto ai poveri e tuttavia fosti provvisto da Dio del pane quotidiano, anche quando tutti ti abbandonarono, ottienici di imitare il tuo completo distacco dai beni della terra, per aspirare ai beni eterni del paradiso, nella ferma fiducia che anche su questa terra la provvidenza non ci lascerà mancare il necessario. Proteggici e preservaci dai contagi fisici e dai mali morali che ci insidiano. Ispiraci una profonda devozione al Papa, al suo insegnamento di verità. Dacci serena fortezza nelle avversità e cristiana rassegnazione nelle persecuzioni. Fa, o potente taumaturgo e nostro glorioso protettore, che imitando le tue virtù in terra possiamo venire a godere con te in cielo la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, Gesù, fonte d'amore, lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore, Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza. Gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, il nostro cuore ti adorerà. Gesù, Re di eterna gloria, tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, il nostro cuore ti adorerà. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 16 agosto 2025, festa di San Rocco, pellegrino e taumaturgo e terziario francescano. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di San Rocco, pellegrino e taumaturgo, terziario francescano e una delle figure più amate dalla pietà popolare. San Rocco è un santo che ci riporta subito all'idea del cammino, della fiducia nella provvidenza e soprattutto della vicinanza a chi soffre. San Rocco, fratelli e sorelle, è nato in Francia nel XIV secolo e scelse di abbandonare ogni ricchezza per seguire Cristo nella povertà e nel servizio. Durante i suoi lunghi pellegrinaggi si dedicò ai malati colpiti dalla peste, assistendoli con amore, ricevendo da Dio il dono della guarigione.
La vita di San Rocco è stata una testimonianza di fiducia totale nel Signore e soprattutto di compassione verso i fratelli più deboli. Vedete, non è un caso che San Rocco è invocato come protettore nelle epidemie e nelle calamità. E ancora oggi San Rocco ci invita a vivere la fede non come un privilegio personale, ma come un dono da condividere con chi è nel dolore e nella solitudine. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro di Giosuè, ci viene presentata una scena solenne. Il popolo ormai è giunto nella terra promessa, è chiamato a rinnovare la sua alleanza con Dio e Giosuè, come un padre che si appresta a lasciare i suoi figli, ricorda al popolo che la fedeltà al Signore è la condizione per vivere nella benedizione. Nella prima lettura di oggi leggiamo queste parole: «Scegliete oggi chi volete servire, quanto a me e alla mia casa noi serviremo il Signore». Questa è una scelta che non ammette compromessi e che riguarda ogni generazione, compresa la nostra. Vedete, San Rocco ha fatto sua questa parola. Ha scelto di servire il Signore non con le dichiarazioni solenni, ma con i gesti di carità, con il dono di sé, con la fiducia incrollabile che anche nelle prove Dio non abbandona i suoi figli. Questa lettura, fratelli e sorelle, ci interpella e ci chiede e ci domanda: chi stiamo servendo davvero nella nostra vita? Il Dio della vita che ci chiama ad amare, oppure gli idoli del potere, il denaro, l'egoismo che ci svuotano dentro? Vedete, in questo mondo ormai alla deriva, in questo mondo che ha scelto la guerra all'amore di Dio, è facile capire chi stiamo servendo. Non stiamo più servendo il Dio della vita, ma il Dio quattrino. Per questo oggi ci dobbiamo fare un esame di coscienza, non solo i potenti della terra, ma anche noi, affinché scegliamo solo il Dio della vita e non il denaro che porta alla perdizione e alla morte eterna. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati davanti a un'altra scena apparentemente semplice ma di grande profondità. In questa breve lettura del Vangelo di oggi vediamo che alcuni bambini vengono portati a Gesù perché imponga loro le mani e pregasse su di loro. Però in questa lettura abbiamo letto che i discepoli vorrebbero impedire questo gesto, forse perché ritengono i piccoli insignificanti, privi di merito oppure di ruolo importante. Ma Gesù nel Vangelo di oggi vediamo che li corregge e dice ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Carissimi fratelli e sorelle, questo è un richiamo potentissimo all'essenziale del Vangelo. Il regno non è dei sapienti oppure dei potenti, ma di chi sa accogliere la vita con fiducia, con semplicità, con l'umiltà dei piccoli. Questa è la logica di Dio che rovescia la logica del mondo. Vedete, San Rocco nella sua vita ha incarnato proprio questa piccolezza evangelica. Non ha cercato né onori né grandezze, ma si è fidato come un bambino della provvidenza, lasciandosi guidare là dove il Signore lo conduceva. Questa era la forza di San Rocco, che non veniva dalle sicurezze umane, ma dall'umile fiducia del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, la festa di San Rocco di oggi, unita alla parola di Dio, ci chiede di rinnovare il nostro cammino di fede con due atteggiamenti davvero importanti: con la decisione coraggiosa di servire il Signore con tutto il cuore e con la semplicità fiduciosa dei piccoli che si abbandonano all'amore del Padre.
Vedete, San Rocco ci insegna che non basta dire io credo, ma occorre trasformare la fede in un servizio concreto ai fratelli, soprattutto a chi è ferito nel corpo e nello spirito. Per questo il Vangelo di oggi ci ricorda che solo chi si fa piccolo, chi sa ricevere e dare amore con gratuità, entrerà nel regno di Dio. Allora oggi chiediamo al Signore, per intercessione di San Rocco, di donarci un cuore semplice e umile, un cuore che sa servire senza calcoli, che sa fidarsi senza paura. E oggi, mentre celebriamo questo santo pellegrino, guardiamo anche noi al nostro pellegrinaggio terreno, perché noi non siamo soli, Dio cammina sempre con noi e ci attende alla meta con le braccia aperte. Basta che noi camminiamo su quella strada tracciata da Gesù e arriveremo dritti nel regno dei cieli. Allora, fratelli e sorelle, possa la vita di San Rocco diventare per noi un esempio di fedeltà, di speranza e di amore. Camminiamo tutti insieme verso il regno dei cieli, preparato per chi si è fatto piccolo come San Rocco e ha scelto di servire il Signore con gioia, senza calcoli, ma con un cuore rivolto verso il cielo. Auguri a chi porta questo stupendo nome. Possa San Rocco intercedere per tutti voi, per le vostre intenzioni, per le vostre famiglie, per gli anziani, gli ammalati, i poveri, i carcerati e per la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 16 agosto 2025, festa di San Rocco, pellegrino e taumaturgo e terziario francescano. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen.
per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, Gesù, fonte d'amore, lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore, Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza. Ti adorerà. Gesù, Re di eterna gloria, tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi.
storico fra Londra e Washington, ma c'entra anche Pensiero di Padre Pio di oggi. La sofferenza è un abisso di grazia in cui Dio è presente in maniera particolare. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail e telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Ecco, adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. Padre Stefano, Fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube,
dove c'è la lista dei programmi quando siamo in diretta al mattino, o per la Coroncina Divina Misericordia al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15 diretta Coroncina la Divina Misericordia, stessa solfa, si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Pasolini. della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: la Veggente Vicca, i Veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio. Un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Maria,
prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto». Con Maria, donna del sì, chiediamo al Padre che anche nella nostra vita si realizzi la sua parola di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, Madre di Gesù, chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto tu sei benedetta fra le donne, Gesù. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso: lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada, a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Ben ritrovati a questo aggiornamento con la tendenza per la nuova settimana. Si smorza l'ondata di calore sull'Europa, infatti l'anticiclone subtropicale viene scacciato verso latitudini più meridionali dall'arrivo di correnti più fresche nord-atlantiche e dunque avremo un calo delle temperature fino da lunedì con qualche acquazzone temporale sparso, fenomeni che poi dovrebbero essere un po' più diffusi proprio verso metà settimana e portare un ulteriore calo delle temperature su tutta l'Italia. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, ecco, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Padre ci ha dato nel suo Figlio Gesù un modello di umanità, di fronte alla quale ci sentiamo peccatori. Invochiamo con fiducia il suo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre ed intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Del libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè disse al popolo: «Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si rivolterà contro e dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà». Il popolo rispose a Giosuè: «No, noi serviremo il Signore». Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelti il Signore per servirlo». Risposero: «Siamo testimoni». Eliminate allora gli dei degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce». Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio». Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità. Dopo questi fatti Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni. Parola di Dio. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro infatti appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani andò via di là. Parola del Signore. Che significa accogliere un bambino? Significa dare attenzione amorosa a coloro che possono essere trascurati. Gesù non mi chiede di rimanere bambino, ma di diventare bambino. Diventare bambino significa vivere nella prospettiva di una seconda innocenza, non l'innocenza del neonato, ma l'innocenza di chi che si raggiunge attraverso una scelta evangelica cosciente e perseverante. Per accogliere quindi il bambino devo io stesso diventare piccolo. Invece continuo a chiedermi quanto io sia grande, importante, necessario. Anche la mia generosità può farmi sentire grande ed indispensabile. Quando dando 10 euro sono diventato il padrone che gli ha fatto dire grazie, tante grazie, 1000 grazie. Per me sta diventando sempre più chiaro che io non ho ancora capito che Gesù ha rivelato il suo amore accogliente per noi, diventando nostro servo, nostro piccolo, e ci chiama a seguire lungo questa strada, sempre in salita e senza titoli particolari. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accollici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa,
nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni dalle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Detto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare secondo un'intenzione di offerente, e per la defunta Luisa, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, Santa Giuseppina Bachita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia si rimedi e difesa dell'anima del Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. La partecipazione ai Tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della Tua verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore e di Maria andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bachita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita, prega per noi. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni.
La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. La situazione meteorologica in Europa è sempre caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone subtropicale che sta portando un'intensa e duratura ondata di caldo. Tuttavia comincia a mostrare i primi segnali di cedimento e lo vediamo dal satellite. Ieri si sono formate acquazzoni temporali su gran parte delle aree interne d'Italia che hanno sconfinato anche ai settori tirrenici e oggi nei prossimi giorni si ripeterà, dunque sarà un weekend di Ferragosto caldo ma con qualche disturbo. Vediamo intanto il tempo in atto in queste ore sull'Italia. A Torino i cieli sono sereni questa mattina, la temperatura ancora piuttosto elevata raggiungerà i 35 gradi nel pomeriggio, ma con rischio però di qualche temporale in serata che potrà estendersi dai rilievi anche sulla Val Padana occidentale. Non solo Torino ma anche la Liguria questa sera potrà essere interessata da qualche locale temporale. Qui siamo a Genova, la situazione al momento è tranquilla con clima ancora afoso e caldo, massime fino a 33-34 gradi, però poi in serata qualche fenomeno potrà interessare anche la Riviera Ligure centrale. Sicuramente dei temporali si formeranno sulle Alpi, in particolare qui siamo a Trento, sulle Alpi centro-orientali. Dopo una mattinata tranquilla e soleggiata avremo dei fenomeni temporaleschi piuttosto diffusi, seppur a macchia di leopardo. Per quanto riguarda la costa adriatica, qui siamo a Venezia, la città lagunare non vedrà invece dei fenomeni quest'oggi, i cieli saranno sereni al più velati con una temperatura intorno ai 33 gradi. Firenze è sempre una delle città più calde d'Italia in questo contesto, con una temperatura che anche oggi sfiorerà i 37 gradi, ma con la possibilità poi tra pomeriggio e sera di qualche rapido fenomeno, qualche veloce piovasco in transito sulla Toscana e anche a Firenze. Fenomeni che sono già in atto invece sul settore adriatico, qui siamo in Abruzzo, a Chieti, questa mattina dei temporali hanno interessato anche la città, vedete i cieli molto nuvolosi con dei fenomeni, poi durante il giorno la temperatura arriverà a 30 gradi, comunque farà un po' meno caldo rispetto ad altre zone d'Italia. Fenomeni anche in Molise, a Campobasso, questa mattina i cieli sono già nuvolosi, la temperatura è più bassa anche perché siamo un po' più in alto, un po' più in quota, la massima sarà intorno ai 26 gradi. Torniamo sul lato tirrenico, siamo a Napoli, al momento i cieli sono poco nuvolosi, la temperatura ancora piuttosto elevata intorno ai 35, ma anche qui in Campania poi si formeranno acquazzoni temporali tra pomeriggio e sera che potranno nuovamente andare a sconfinare anche sulla città di Napoli. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina, questa è la webcam di Messina, c'è qualche nuvola sparsa ma in un contesto soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di acquazzoni temporali soprattutto sui settori interni dell'isola. Stessa situazione anche in Sardegna dove i fenomeni privilegeranno le aree interne e poi potranno comunque sconfinare localmente anche sulle coste. Qui siamo a Cagliari dove la temperatura prevista durante il giorno arriverà a 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione nei prossimi giorni, la giornata di Ferragosto sarà ancora caratterizzata da un clima molto caldo, tipicamente estivo, con massime fino a 35-36 gradi, ma come dicevamo poc'anzi con dei disturbi temporaleschi che si faranno sentire soprattutto al centro-sud, con fenomeni in estensione anche sulle coste, qualche fenomeno anche in Sicilia, anche in Sardegna e al nord principalmente sui settori alpini. Le temperature rimangono elevate e soprattutto al centro-nord anche di oltre 5-6 gradi le medie del periodo, lieve calo invece sui settori interessati dai fenomeni temporaleschi. Poi la domenica la situazione rimarrà ancora abbastanza simile, l'anticiclone comincerà a defilarsi maggiormente, dunque avremo nuovi temporali a carattere sparso al nord, specie al nord-est, ma nuovamente anche al centro-sud su gran parte delle aree interne, poi in estensione ancora una volta alle zone costiere. Temperature cominciano a calare, vedete non andremo oltre i 32-33 gradi al nord, sui settori adriatici al sud, qualche